Ciao a tutti. La colata artica di cui ormai parliamo da circa una settimana è arrivata puntuale. L'abbiamo visto ieri sera quando, dopo un sabato che come previsto la tenuo su, il tempo è stato abbastanza bello, ieri sera invece si sono avvicinati alla provincia i primi temporali che l'hanno interessata per gran parte della notte, lo stanno interessando anche in questo momento. E quindi purtroppo la colata è arrivata puntuale. Dico purtroppo perché l'ho anche scritto nei post al 5 di maggio, ad esempio, che aria così fredda non la serve a niente, la dove arrivare st'inverno, no? Adesso può solo portare problemi come quelli appunto avuti in nottata nelle zone colpite dai forti temporali, dove al di là di tanta acqua che comunque ha portato anche degli allagamenti, ci sono state delle importanti grandinate. E in montagna invece dagli 800 metri come previsto nevica copiosamente. In questo momento sono a Spiazzi e volevo andare un po' più in alto, ma diciamo che la strada è ancora in condizioni pessime e quindi per evitare di mettere il culo nelle spessate me fermo. Comunque attualmente 0 gradi a 700-800 metri d'altezza, la neve l'attacca sulla strada dagli 800 metri, un po' sotto che un veletto, ma niente di che. La situazione comunque per questa domenica rimarrà di tempo perturbato. La quota neve forse si alzerà verso, diciamo, metà mattina, ma non è ancora detto, perché comunque l'aria fredda sta ancora soffiando parecchio. A proposito di soffiare, non so ancora andare fuori dalla macchina perché altrimenti non mi sentireste. Adesso provo ad uscire e vi faccio vedere quel che è qua fuori, dai. Ecco, non so se riuscite a percepire quello che sta accadendo, comunque ve lo faccio vedere. Ecco, questo è quello che sta accadendo in questo momento a Spiazzi, quindi mi raccomando, eviti di venire in montagna almeno fin quando non andate alle strade. Niente, ciao ciao!